Sono Valerio Pituelli, nel 1976 avevo 29 anni e da subito mi sono interessato ai problemi del terremoto, in considerazione del fatto che specialmente nelle prime settimane c'era bisogno del contributo di tutti. Il mio paese era Portis, che era una frazione delle più piccole di Venzone, circa 200 abitanti, gran parte anziani, e quindi i giovani dovevano assolutamente contribuire, come ho fatto io, ma non solo io, per risolvere i primi problemi, che erano quelli delle tende e poi delle baracche. Noi abbiamo vissuto però a Portis problemi maggiori degli altri paesi, in considerazione del fatto che fin da subito dopo il 6 maggio i tecnici hanno incominciato a discutere, i geologi in particolare, hanno incominciato a discutere sulla sicurezza del paese. Sopra Portis infatti c'era e c'è ancora un pericolo di frane e quindi da subito il paese si è spaccato tra quelli che volevano rifare la ricostruzione sul vecchio sito, tra altri che dicevano che c'era pericolo. Anche questo succedeva perché anche i geologi non erano compatti nel dire l'una cosa o l'altra. Appena dopo il 6 maggio la prima legge del terremoto, che è la 30 del 76, aveva incominciato ad intervenire per riparare in sostanza, quindi le case che erano riparabili non a Portis, al di fuori di Portis, si era già incominciato a ripararle. La questione di Portis si è risolta il 15 di settembre del 76, quando poi è arrivata la seconda scossa, tra le migliaia di scosse che c'erano state, ma la più forte, che alle 11 del 15 settembre 76 ha fatto scendere a valle la frana sopra Portis, tant'è che un grosso masso di dimensioni enormi è arrivato fino sulla strada vicino al paese. Questo fatto ha risolto il problema sulla localizzazione di Portis e quindi ha diciamo, fatto in modo che la polemica cessasse, in considerazione del fatto che tutti sono rimasti d'accordo sul fatto che bisognava spostarsi. E un'altra cosa, un altro fatto che ha risolto il terremoto, possiamo dire che ha risolto, anche se sembra una parola non adeguata, ha risolto il problema della ricostruzione, perché in un primo momento si era pensato che bastava ripristinare il tutto e non serviva, perché le case crollate totalmente non erano tantissime, e si pensava che bastava aggiustare. Questa seconda scossa, che ha fatto crollare un mare di case, ha fatto capire che una soluzione intermedia non era possibile, che bisognava ricostruire in forma antisismica per dare sicurezza non solo a questa generazione ma anche alle future generazioni. Per quanto riguarda Portis, il dibattito poi si è concentrato sulla volontà di rifarlo in un sito nuovo in Borgognox o, come sostenevano altri, sul portare le case di Portis in stazione Carnia e quindi fare stazione Carnia più grande. E qui è tornata a saltare fuori un'altra grossa polemica che si è portata fino in consiglio comunale,
dove alcune forze dicevano l'una cosa, altre dicevano l'altra. Noi abbiamo avuto la fortuna che la maggioranza consiliare allora ha tenuto e si è deciso di fare il paese in Borgognox. Questa non è stata una scelta facilissima, poi ci sono i documenti che vi metterò a disposizione, delibere comunali ed altri atti. Non è stata facilissima in considerazione del fatto che questa scelta è stata osteggiata. È stata osteggiata a livello di Consiglio regionale con interrogazioni e interpellanze, è stata osteggiata al TAR con l'impugnazione davanti al Tribunale amministrativo regionale delle delibere che avevano previsto l'approvazione del piano particolareggiato di Portis, in modo particolare per quanto riguardava l'occupazione delle aree. Era evidente a tutti che crollato interamente il paese era crollato anche un sistema di vita. Il sistema di vita che aveva visto il collegamento tra le famiglie, l'aiuto reciproco, la vita comune, le feste di paese, quelle che possiamo dire i modi di vita dei ragazzi che non cercavano di, come posso dire, copiare quella che era la vita dei ragazzi che si sentiva alla radio, che era la vita delle grandi città, ma che in effetti era ancora molto, molto indietro, dal mio punto di vista fortunatamente, perché ci si accontentava di un ballo fatto in amicizia con un vecchio microfono a manovella, ci si accontentava di una polenta e di un frico mangiati in compagnia, ci si accontentava di una o due notti in malga, dove facevamo le nostre scampagnate tra giovani. Anche per i vecchi sarebbe cambiato tutto, era diventato del tutto evidente, perché ricostruire i pollai, le corti, gli orti, spostandosi dal paese, perché le case erano collegate agli orti del paese, erano collegate ai pollai, erano collegate al posto dove uno teneva il maiale. Le mucche non erano poi tantissime, ma le 4 capre che c'erano. Si capiva fin da subito che la vita sarebbe cambiata e che ci sarebbe stato un salto di qualità, poi non si sa se in positivo o in negativo, ma comunque che la vita sarebbe cambiata. Era evidente a tutti. I giovani non erano, ripeto, tantissimi e si sono dati tutti da fare per la prima fase del dopo terremoto, che è stata quella della costruzione delle tendopoli, della gestione delle tendopoli e per ragionare su cosa sarebbe successo dopo, perché era del tutto evidente che l'utopia dei primi giorni, dalla tenda alla casa, ci sono tecnologie che consentono di fare un appartamento al giorno. Qui ogni giorno saltava fuori una novità, perché è del tutto evidente che quando succedono queste cose è in previsione un afflusso di denaro anche consistente, e in queste situazioni girano i personaggi più strani
che vengono a venderti le novità del mondo, quando poi una popolazione che si trova in condizioni di grande disagio sente delle cose, è più propensa a credere che non a non credere, e quindi abbiamo dovuto sforzarci di individuare bene quali erano le cose fattibili e cercare di tenere i piedi ben piantati per terra perché non avessero spazio quelle cose che erano improponibili e irrealizzabili. Successivamente al terremoto del settembre, definita la questione che il paese doveva essere comunque spostato, la discussione si è incentrata sulla localizzazione, perché c'erano quelli che dicevano ma vale la pena fare un paese così piccolo, vale la pena mantenere un paese così piccolo, e quindi prospettavano di ampliare la frazione di Carnia. C'erano quelli che sostenevano che fare il paese dove avevamo scelto di farlo, che era il Bourgognox, era fatto illegittimo in considerazione del fatto che i siti dei prefabbricati dovevano essere utilizzati per riutilizzare le infrastrutture, fogne, acqua e luce, eccetera, e quindi sostenevano che bisognava farlo tra la strada e la ferrovia. E c'erano quelli che sponsorizzavano l'allontanamento, tant'è che noi proprio con il parroco del paese, il parroco si complimentava con quelli che decidevano di andare via. E quindi ci trovavamo in una situazione molto complicata e che rischiava già le poche famiglie che c'erano di vederle andare via anche in altri paesi, perché c'era la possibilità di farlo. La legge vera sul terremoto è venuta solo nel dicembre del 1977 ed in quella legge si è valutata la possibilità di intervenire con il sistema cooperativistico. Quella legge consentiva di ottenere anche un contributo maggiorato per la ricostruzione per quelli che si fossero costituiti in cooperativa. I problemi dell'occupazione delle aree e dei ricorsi fatti al TAR e in Consiglio regionale sono stati risolti grazie ad interventi dell'allora assessore ai lavori pubblici Biasutti, che sostituendosi ai funzionari che non volevano firmare gli espropri li ha firmati lui come assessore, il che ha dato luce alla nostra situazione, cioè ci ha illuminato una strada. Ci siamo trovati ad avere la legge che ci consentiva di avere i finanziamenti, ci siamo trovati ad avere la possibilità di occupare le aree e qui bisogna dire che la gran parte dell'area sulla quale è stato ricostruito il paese era di proprietà di un emigrante in Germania, qui sento il dovere di citare il nome Celso Di Bernardo, il quale era stato sollecitato anche lui a presentare ricorsi, ma da persona intelligente e aperta al nuovo, qual era, si è rifiutato, ha dato subito la disponibilità dell'area che corrispondeva a circa il 90% dell'area necessaria per il paese. Quindi successivamente al dicembre 77, quando la legge ci ha dato delle garanzie,
abbiamo incominciato a ragionare sul come cercare di bloccare questa emorragia di persone che si stavano spostando dal paese, e abbiamo deciso di partire con una iniziativa cooperativistica. Iniziativa cooperativistica che non è stata cosa facile, perché nella cultura friulana il mettersi assieme per fare le cose non aveva mai avuto dei risultati positivi. Molti si ricordavano e mi dicevano delle cooperative boschive e forestali del dopoguerra che erano andate a finire male, delle iniziative cooperative agricole. Perché? Perché noi siamo stati sempre un popolo individualista che vuole vedere le cose per sé e fare le cose per sé. E quindi su un potenziale di una novantina di famiglie, quando la cooperativa è stata istituita da 25, 30, 28, da 28 famiglie che sono stati i soci fondatori. E facevamo le prime riunioni in chiesa, era l'unico locale pubblico, chiamiamo pubblico, dove poterci incontrare, e da subito abbiamo deciso di chiedere la partecipazione ad una persona che era rappresentativa del paese. La sua famiglia aveva sempre avuto il negozio di alimentari, l'osteria, lui stesso era stato impegnato nelle cose pubbliche in precedenza, ma già la sua famiglia, e quindi abbiamo chiesto, visto che noi eravamo giovani e quindi pensavamo che i vecchi dicevano ma sono giovanotti questi qua, non si... abbiamo chiesto a Jesse, Giovanni Battista Jesse, di presiedere la cooperativa. Giovanni Battista Jesse ha accolto subito, diciamo. Mi ha chiesto ma ti dirò, ma in effetti ha accolto subito la proposta. E da quel momento, assieme al consiglio direttivo, abbiamo incominciato a lavorare in tandem, lui equilibrato, preciso, contabile, persona posata, io irruento trentenne, che abbiamo fatto una bella coppia, credo, che poi ci è stata riconosciuta dai fatti, e ci siamo messi in questa avventura. Verso la fine del 78 abbiamo istituito la cooperativa con l'obiettivo di partire nella primavera del 79. Siamo partiti con i primi lotti. E dobbiamo dire che il piano particolareggiato del paese, approvato in consiglio comunale, era stato fatto dall'architetto Angeli di Pordenone, e i progettisti del paese, la progettazione era stata affidata a due giovani geometri, Pitteri e Tondo, con i quali collaborava per la parte architettonica l'architetto Pirzio Biroli. E una delle cose che ci siamo preoccupati di fare è stata quella di stabilire gli stessi rapporti di vicinato che c'erano nel paese, anche perché il piano particolareggiato era stato fatto
con una strada in centro con due schiere di case, una a destra e una a sinistra, che un po' ricopiava il vecchio paese di Portis. Ci siamo ben guardati dal mettere vicini quelli che sapevamo avevano cause tra di loro, eccetera, li abbiamo messi un po' uno in cima, uno in fondo al paese. Lo dico come battuta, ma in effetti è stato così. C'è stata quindi la possibilità da subito di incominciare a ragionare sul come queste case dovevano essere fatte. Innanzitutto il lavoro è stato affidato alla ditta Trevisan di Fontanafrera di Pordenone. Eravamo stati a vedere i lavori che aveva fatto lì. E già da quegli anni il sistema di costruttivo era un sistema, diciamo, all'avanguardia, perché prevedeva un misto tra costruzione tradizionale e costruzione del tipo industriale a moduli, ma prevedeva già da allora i cappotti esterni sulle case, in sostanza, cosa di cui nel 76 nessuno nemmeno si sognava. E prima di scegliere l'impresa Trevisan abbiamo vissuto 1, 2, 3 pericoli abbastanza grossi, che sono stati quelli dei venditori di fumo di cui parlavo prima, che erano venuti qui per prendere gli anticipi sugli appalti e probabilmente per lasciarci poi senza soldi e senza casa. Ma sono stati dei pericoli che abbiamo superato, diciamo fortunatamente, anche perché eravamo sì giovani, ma eravamo molto sospettosi, vedendo gente che ti girava promettendoti il mondo e promettendoti la luna, ma ci siamo trovati, essendo sospettosi, a fare le verifiche necessarie a superare i rischi. E siamo partiti nel luglio, metà luglio del 79, e quando il paese è partito la cooperativa si è rinforzata, il numero dei soci ha continuato ad aumentare, tant'è che a fine della partita siamo riusciti a raccogliere circa una novantina di associati e a ricostruire integralmente il paese in 2 lotti. Il primo lotto le case, mi pare che fosse nella primavera dell'83, abbiamo consegnato il primo lotto di case con, diciamo, soddisfazione generale. Ecco. Voglio ricordare uno dei grossi problemi che abbiamo dovuto affrontare all'inizio della ricostruzione. A livello burocratico i funzionari non sapevano ancora se l'esenzione dell'IVA doveva essere calcolata in fattura e quindi non pagata, o se l'IVA doveva essere pagata e poi rimborsata dagli uffici. Tant'è che noi ci siamo trovati come cooperativa, visto che non c'era ancora l'esperienza, ci siamo trovati a dover pagare l'IVA e aspettavamo i rimborsi. Noi ingenui aspettavamo i rimborsi. Fate conto che eravamo fuori con 100 milioni di IVA allora, ma erano anni in cui in banca pagavi il 22% di interesse. Quegli anni, per quelli che hanno una certa età e si ricordano, perché avevamo un'altissima inflazione, e pagavamo il 22% di interesse, quindi ci stavano facendo fallire.
Allora un giorno ci siamo presi su io e Jesse e dico Jesse dobbiamo andare a Roma al Ministero delle Finanze. Quando eravamo sull'aereo gli ho detto oggi torniamo con i soldi Jesse o andiamo in galera a Roma perché non andiamo giù a passare il tempo. Lui da moderato dice facciamo le cose un po', vediamo come risolviamo. Io mi ero premurato di avvertire l'onorevole Baraccetti e il senatore Lepre, quella volta ancora si conoscevano i senatori e i deputati del territorio, cosa che oggi non. Che saremmo andati giù e quindi avevamo una specie di appuntamento al Ministero delle Finanze, all'Eur, mi ricordo il ministro Formica, allora era in quegli anni, e dopo una prima scaramuccia all'ingresso, perché io ero andato con quella di piantare una grana in sostanza, di far parlare della cosa, no? E dopo una prima scaramuccia perché non volevano farci entrare, siamo riusciti a trovare il direttore generale assieme ai nostri deputati e senatori del territorio, siamo riusciti a trovare una persona di buon senso e che raccontava il vero, in considerazione del fatto che dopo un mare di collegamenti con Udine, telefonate con l'ufficio IVA di Udine, eccetera, ci ha promesso che nel giro di 15 giorni avremmo avuto i soldi. E questo è successo. Lo Stato allora ha funzionato e noi siamo potuti andare avanti con il nostro impegno. Un altro momento grave è stato quando il capo cantiere di Trevisan, Moro mi ricordo, vedevo che i lavori andavano avanti lenti e ci troviamo con Jesse, cosa facciamo, cosa non facciamo, qui diventa un grosso problema, non arrivano i materiali, e questo capo cantiere mi dice guarda che le cose non stanno andando bene, in considerazione del fatto che i prezzi che sono stati fatti non erano adeguati, c'era stata poi una lievitazione dei prezzi consistente legata proprio alla domanda della ricostruzione e lì rischiavamo che il cantiere si fermasse. E ci siamo trovati la cooperativa e l'impresa, ciascuno col proprio avvocato, e la cosa ci preoccupava, tant'è che con Jesse abbiamo concordato di chiedere all'impresa di lasciare da parte gli avvocati e di trovare un accordo. Abbiamo trovato un accordo su un certo aumento da concedere all'impresa ed è stata quell'azione che ci ha fatto ripartire con la ricostruzione. Difatti in altri cantieri che l'impresa aveva sul territorio, dove i committenti si erano diciamo impuntati a non voler concedere nulla di più di quanto concordato, le case si sono fermate e sono ripartite dopo anni e anni di fermo. Questo è stato un altro dei momenti complicati della ricostruzione. Dobbiamo anche dire che nessuno di quelli che hanno lavorato per la cooperativa, a partire da Jesse, a partire che era presidente, da Ferrario che era vicepresidente, e alla segretaria Silvana, che ha lavorato per anni senza essere né pagata né rimborsata di una lira, neanche delle spese. Noi
abbiamo avuto la fortuna di avere questa signora componente della cooperativa che abita ancora in paese, che per anni ha lavorato senza essere in nessun modo remunerata, come tutti noi che abbiamo lavorato per la cooperativa. Il fatto della volontarietà, dell'attività di tutti i responsabili, segretaria compresa, è dimostrato nella contabilità che abbiamo presentato a fine di tutta l'operazione, dai costi. Noi siamo stati a Roma, abbiamo speso i soldi dell'aereo, non siamo stati né a pranzo né a cena, siamo rientrati così, dopo aver mangiato forse un panino o una mela da qualche parte. Cioè, il fatto della volontarietà delle azioni ritengo di doverlo evidenziare in considerazione del fatto che mi pare che non sia uso comune fare volontariato a questo livello. L'operazione di ricostruzione del paese di Portis è iniziata con la costituzione della cooperativa nel dicembre 78. Il paese, la prima pietra è stata messa il 15 luglio 79. Nel dicembre 81 abbiamo consegnato le prime 54-55 case. Poi siamo partiti col secondo lotto che ha visto il completamento del paese con 89 case ricostruite in toto. Nell'88 è stato nominato il commissario liquidatore della cooperativa, che era di Bernardo Celso, quello che ci aveva messo a disposizione l'area, e nel 91-92 la cooperativa è stata sciolta. Quindi siamo stati più a completare le carte che non a ricostruire il paese. Abbiamo presentato, come c'eravamo d'altronde prefissi fin dall'inizio, un piccolo opuscolo con tutta la contabilità della cooperativa, e nella chiusura della contabilità sono risultati i nostri crediti di circa 5 milioni di lire che abbiamo ceduto al CRO di Aviano. In questa occasione non posso non ricordare i fatti avvenuti in centro Italia, dove decine di paesi sono stati distrutti e molti cittadini sono morti sotto le macerie. Non posso non ricordare, permettendomi, se possibile, di portare un po' la nostra esperienza in quella situazione. I cittadini di Amatrice e dei suoi borghi sono adesso un pochi nei prefabbricati, un pochi spostati dal loro territorio. Io credo che questo tempo possano utilizzarlo, in attesa della ricostruzione, diciamo, reale, possano utilizzarlo per organizzare la ricostruzione. Un paese come Amatrice, con poche migliaia di abitanti e con 60 borghi o 60 frazioni, ha la possibilità di utilizzare
il sistema cooperativistico della ricostruzione per consentire ai cittadini di partecipare alla predisposizione degli atti di ricostruzione della propria casa, borgo per borgo. Ci sono però delle cose per conto mio o dei problemi che il governo deve risolvere. Noi nella ricostruzione nostra, non solo di Portis, ci siamo trovati ad affrontare il problema della proprietà fondiaria. Voi vi immaginate un borghetto frazione di Amatrice quando le macerie sono state portate via? Diventa un pianoro senza confini. Ecco, per poter ricostruire all'interno delle aree dove sussistevano le case, bisogna che ci sia un atto governativo che superi il problema della proprietà e che consenta da subito ai cittadini sulla stessa area, se vogliono fare come prima e dove era prima, sulla stessa area, di incominciare a progettare. È ovvio che i proprietari dei vecchi sedimi dovranno essere risarciti, come è ovvio che i proprietari delle nuove case che vengono fatte su quei sedimi dovranno pagare il loro. Ma se non sarà fatto questo atto, si perderà moltissimo tempo e sarà quasi impossibile ricostruire i vecchi borghi sui vecchi confini. Se questo verrà fatto, io sono convinto che i cittadini di ogni frazione potranno già utilizzare questi mesi per ridisegnare le case che loro vorranno ricostruire e quindi per potersi presentare a chi ha il potere economico a chiedere i finanziamenti per la ricostruzione. Il sistema cooperativistico in quella situazione, per conto mio, ha la possibilità di risolvere molte cose e di rendere partecipi i cittadini nella ricostruzione della loro casa.